Dopo una serie di rigori infinita nel 2022 ha vinto il Vittorini, che a discapito del Manzoni ha alzato quella stessa coppa che Fabio Quaretti ha mostrato a Milano lo scorso anno. Fabio Quaretti oggi allena insieme ad Andrea Cenna, perché riconfermarsi è ancora più difficile di vincere la prima volta. Sull'altra panchina il miglior allenatore del mese di marzo, Luca Bendoni, il General. Cosa avrà cucinato per questo match? Arricchiamolo allora. 0 gol subiti nelle prime 2 gol per gli uomini di Bendoni, doppio 2-0 e poi Cremona Vittorini. Un Cremona rivisitato, viste le assenze di Maggini e Baroni, ha ridimensionato l'arrembante Vittorini, che però potrebbe aver tratto insegnamenti preziosi dalla prima sconfitta. Per il Vittorio Veneto vige un discorso simile, ma che parte da un presupposto ben diverso. Il Vittorio Veneto è campione in carica. Il Vittorini l'anno scorso è uscito ai gironi. I campioni hanno aspettative diverse. Perdere con il Donatelli di Saluzzi non era in preventivo. Serve rialzare la testa. Benvenuti da Gabriele Dattoli al Villa Stadium per il quinto ottavo di finale della Milano Football Cup. Benvenuti alla Supercoppa tra Vittorini e Vittorio Veneto. Andiamo a leggere le formazioni partendo dal Vittorio Veneto 3-5-2, rivisitato viste le assenze, adesso ne parleremo. Faranda, Coricelli, Guastone, Moiraghi, Nebbioso, Gencarelli, Ceva, Guastone e Rimini, da sinistra verso destra per il centrocampo, Alagna e De Dominicis le due punte, assenti Mozzon per infortunio e Mercuri recuperato all'ultimo, che partirà dalla panchina invece per il Vittorini. Un 4-3-1-2, Radice tra i pali, Francesco Bellandi, Zanini, Pirri e Pescetto per la difesa da sinistra verso destra, poi Federico Bellandi davanti a loro 4, Strazzera e Cappello le due mezzali e Peronaci dietro alle due punte per la prima volta insieme, Scotti e Robustelli. Foto di rito e possiamo partire. Fischia quella, è iniziata la Supercoppa, è iniziata. Vittorio Veneto Vittorini, il primo pallone vincitori 2022. La visibilità è subito ridotta a causa dei fumogeni della curva ovest, della curva del VV. Pirri guarda il pallone, poi va verticale, Robustelli pizzica, la palla passa, attenzione perché c'è Scotti, tu per tu con Faranda, alza il pallone Scotti ed è avanti il Vittorini, all'improvviso ha segnato Scotti, la vincitrice 2022 avanti. Disattenzione, se non ho visto male, di Guastone, la palla è passata, Scotti forse era in posizione irregolare, adesso ci sarà lavoro per il VAR, ma nel dubbio ha alzato il pallone, ha battuto Faranda e avanti il Vittorini, 1-0. Porta palla a Guastone, alza il pallone a cercare De Dominicis, la palla passa ma schizza via, la tiene in campo il 15 che poi svirgola. Prima reazione del Vittorio Veneto che è andato sotto all'improvviso. Lì vicino c'è Strazzera, palla invece lunga a cercare Scotti, calcia in porta Peronaci e la palla in porta, 2-0 Vittorini, incredibile, il Vittorio Veneto non è sceso in campo. Pirri alza il pallone dove può arrivare Peronaci e tenerla in campo, lo fa, Strazzera di prima diventa un assist e Robustelli si mangia il tris e rimessa regalata al Vittorini, tra l'altro da buona posizione perché infatti Bellandi ha la gittata per cercare l'area, poi si coordina Peronaci che aveva cercato il pallo lontano, Faranda risponde presente. Portare i suoi saltatori all'interno dell'area di rigore e impensierire ancora una volta Faranda. Infatti sale Strazzera, in area ci sono ovviamente Robustelli e Scotti, c'è anche Peronaci, il cross è a cercare il 4 ma la palla rimbalza in area di rigore e finisce sul fondo, così come finisce il primo tempo, 2-0 Vittorini. Si riparte, 2-0 Vittorini, serve un'impresa al VV che prova subito ad andare lungo. Spinge Rimini, non secondo l'arbitro. Allora può arrivare Peronaci, velocissimo, attenzione Moiraghi, la tocca, ancora buona per il 10 seguito da Cicalesci. È in vantaggio l'otto verde. Cicalesci libera ma c'è Strazzera che va di prima a cercare Robustelli. Pescetto, Peronaci, Cappello la fa passare, Robustelli, cross, deviazione, Faranda risponde presente, ragazzi.
con le mani cercato Robustelli che fa sponda, non c'entra il pallone Rimini, allora arriva dall'altra parte Cappello, c'è Pescetto vicino, Cappello invece va in dribbling, zona cross, eccolo che arriva, è un tiro praticamente, Faranda blocca in 2 tempi. In rimessa laterale già battuta, la palla passa, attenzione perché può coordinarsi Cocchia, alto sopra la traversa. Bardoli va a cercare proprio Cion che non controlla, poi addirittura con il tacco Guastone, occhio perché adesso manca il numero 6 alla difesa, deve tornare Gencarelli, e lotta tra velocisti con Cion che dà fastidio a Gencarelli, la recupera Cion, calcio in porta, Faranda con i piedi, cercato poi sulla corsa Gencarelli, chiuso da Boella, e arriva il triplice fischio, il Vittorini vince la Supercoppa e passa ai quarti di finale della Milano Football Cup, dove affronterà la vincente tra la Manzoni e Torre Conti.